Gli avevano promesso la classica indennità 400 euro al mese e lavorava 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, 10 ore al giorno, ma la cosa è che l'hanno fatto lavorare 6 mesi senza niente perché gli hanno detto te li diamo tutti insieme alla fine. Lui è un trevigiano alle prese con un lavoro mascherato da stage, un escamotage usato dall'azienda per risparmiare e non è un caso isolato, tanto che al tema dei tirocini Nidil, Nuova Identità di Lavoro e CGIL Treviso hanno dedicato un seminario e un breve vademecum per aprire gli occhi a giovani e meno giovani che subiscono abusi anche plateali come il protagonista di questo caso estremo. È un lavoratore, un padre di famiglia di 4 figli che è venuto da noi a chiedere cosa aveva sottoscritto. Ci ha presentato un progetto formativo, prevedeva appunto, io ho chiesto cosa facesse e lui mi ha detto che stuccava dei mobili e che oltretutto l'indennità prevista per lo stage le era riconosciuto solo alla fine dell'attività lavorativa. Ed era una situazione limite, cioè una situazione di un soggetto che non avendo scelta aveva accettato anche questo e non si è sentita neanche di impugnare lo stage perché non sapeva che prospettive dare alla propria famiglia. C'è un'esplosione di queste tipologie di lavoro, che lavoro non dovrebbe essere, ma dovrebbe essere scuola, percorsi formativi, e questo ci fa insospettire. Poi abbiamo alcuni riscontri di ragazzi giovani o anche di persone anziane che tornano da noi alla fine e ci raccontano che erano inseriti tranquillamente in produzione e facevano il lavoro che facevano gli altri. Si moltiplicano istituti, c'è l'alternanza scuola-lavoro, ci sono gli stage, ci sono le varie forme di apprendistato, nessuno ha mai pensato di metterle in connessione per evitare che una pesti i piedi all'altra, ovvero sia, come purtroppo una legge dell'economia insegni, che la moneta cattiva, cioè quella che fa risparmiare di più l'impresa, scacci quella buona.